Trovo assolutamente incredibile il fatto che il Comune di Udine investa delle risorse pubbliche per occupare il tempo libero dei minori stranieri non accompagnati. Sono giorni caldissimi sul fronte dei rapporti tra Comune di Udine e Regione Friuli Venezia Giulia, mentre continuano i botta e risposta sui fondi per il Teatro Nuovo Giovanni da Udine tra l'assessore comunale Pirone e quello regionale Anzil, si innesca un'altra scintilla, questa volta sui fondi ai minori stranieri non accompagnati. A far arrabbiare l'assessore Roberti sono i 31.000 euro che il Comune di Udine ha destinato alle attività ricreative dei minori ospitati nelle strutture di accoglienza cittadine. Non è possibile, sostiene Roberti, che le strutture che accolgono i minori stranieri, ricevendo ingenti risorse, debbano delegare l'occupazione del tempo libero a progetti pagati dai contribuenti. Roberti denuncia incoerenza nella decisione del Comune di Udine. Perché questa regione, l'amministrazione del Friuli Venezia Giulia ha deciso da qualche anno di sostenere i comuni su un tema che non è proprio, cioè nelle spese per le rette nelle comunità per minori stranieri non accompagnati. Un tema non proprio, non dovuto, e a fronte di questo pagamento pensare che mentre il Comune di Udine ci chiede le risorse per pagare le rette, dall'altra parte investe proprio le risorse per occupare il tempo libero dei minori stranieri non accompagnati, credo sia qualcosa di assolutamente inaccettabile dal nostro punto di vista.